Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo della mascherina, oggi parleremo del 5G perché vedo molta preoccupazione che serpeggia nei vari social e grandi tam tam. Quindi prima di tutto il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda sul tubo e del canale di Marietto Veneziano sul tubo e anche di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera Hildegarda e Marietto Veneziano coadiuvati da Miles tengono un percorso gratuito di esoterismo. Poi un'altra cosa importante, se volete contattare in privato il Marietto sapete che il prezzo è 20 euro, se invece volete fare delle domande free al mercoledì sera alle 20:30 Hildegarda e Marietto Veneziano fanno delle domande gratuite, oppure al sabato alle 15:30 o alle 16 ci sono delle risposte, chiaramente domande e risposte gratuite con pendolino e sibille, sempre Marietto Veneziano coadiuvato da Hildegarda. Bene, iniziamo un po' a parlare di questo 5G che praticamente dovrebbe essere quello che segue il 4G. Tanti anni fa il mio vecchietto, quando era ancora su questo piano vibrazionale, mi disse che effettivamente sarebbero arrivate queste situazioni, queste onde, questi telefoni nuovi e che però il vostro Marietto non avrebbe dovuto aver paura, perché anzi stavano dalla nostra parte, perché avrebbero in un certo senso pulito l'aria. Questa frase di pulito l'aria non è del mio papà, ma è di un cardinale che un giorno in una riunione con il Silvietto e tanti altri a un certo punto ha detto: qui bisogna pulire l'aria. Sicuramente non stava parlando di wifi, però ci sta bene come concetto. Quindi che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che chi segue il Marietto prende le sue varie, come si dice, protezioni radioniche che il Marietto mette gratis online, che praticamente usa la Shanghite che si trova nei migliori negozi online, chi ha anche acquistato il ciondolo del Marietto. Vi ricordo che il ciondolo del Marietto può essere attivato e programmato anche per in un certo senso essere protetto da questi influssi nefasti del wifi, e vi ricordo che il prezzo è 150 euro. Chiaramente ci vuole un mese e mezzo, 2 mesi in questo periodo poi per farne uno, cioè per programmarne uno ci vuole un mese e mezzo, 2 mesi o 2 mesi, quindi chi vuole ordinarlo vi ricordo che ci vuole un po' di tempo, però fa la sua bella figura, il suo sporco lavoro, è un buon ciondolo il vostro Marietto e ci sono dietro 40 anni di conoscenze esoteriche. E poi ci sono i vari sigilli salomonici che possono venire in aiuto, però chiaramente questi discorsi e chiaramente anche riti propiziatori, magari per fare in modo che magari un'antenna G5 non venga costruita vicino, o che tutte le, come si dice, varianti vibrazionali tengono lontano queste onde nefaste dalla persona che viene protetta da questi riti propiziatori. Quindi molta carne al fuoco, molta possibilità di essere protetti, e anche, diciamolo tutta, voi dovete sapere che i sarmadi non è che si rincarnano solamente in Russia, molte volte prendono degli involucri e si rincarnano anche in Europa, quindi molto probabilmente alcuni verranno fermati con queste onde, come si suol dire, onde del wifi, e mi dispiace per loro, ma certamente alcune volte questi, come si dice, nel Vecchio Testamento lo dicevano così: chi scava la fossa ci cade dentro, no? Quindi molte volte queste tecnologie aiutano i veri cabalisti che sono sul percorso del cammino spirituale. Per gli altri, purtroppo, come diceva il mio babbo, gli altri devono pensarci i loro genitori a salvare. Quindi ripeto, chi è sulla strada del sentiero per andare a Keter, secondo me non dovrebbe temere un granché, perché Hildegarda e Marietto Veneziano hanno sempre dato le giuste informazioni e i giusti aiuti. Certo che se uno segue il Marietto, poi continua a stare seduto sulla stessa sedia traballante, certamente se non si prende le sue protezioni adeguate, qualcosina certamente dovrebbe fare. E ripeto, non dovete temere questo 5G se fate almeno il minimo di quello che consiglia il Marietto Veneziano e Hildegarda, cioè quindi il miele alla mattina, la melatonina vibrazionale alla sera, vitamina C, MSM e i vari quadranti che il vostro Marietto mette gratuitamente nel sito del capitano.intervista. Poi è chiaro che ognuno ha il suo karma e si deve fare la sua scalinata, però di base
se noi facciamo queste attività leggere, queste come si dice, ci muoviamo in questa direzione, sicuramente questo 5G, ma anche 6G e 7G, riusciremo a schivarlo e ci darà una mano magari a, come dicevo quel cardinale, pulire l'aria. Bene, detto questo, il vostro Marietto veneziano vi ringrazio di avermi seguito fino in qui, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube Il Dildegarda Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 il Dildegarda Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico. Vi ricordo che i link sono qui sotto in descrizione. In più, un'altra cosa, se mi volete contattare in PVT e a pagamento è 20 euro, se invece volete delle consulenze free, cioè solamente una domanda, è il mercoledì sera alle 20:30, Marietto Veneziano, coadiuvati da Dildegarda, oppure al sabato o alle 15:30 alle 16 o dalle 16 alle 16:30, sempre Marietto Veneziano, coadiuvato da Dildegarda. Bene, grazie cari amici e alla prossima.